Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, siamo qui in compagnia del gran maestro Andrea Stella e siamo qui per provare un'apertura che ormai conoscete fin troppo bene, però diciamo che i gran maestri sono ancora un po' troppo affezionati alla teoria solita degli scacchi, a quelle solite aperture noiose, 1 e 4, 1 di 4. E siamo qui per insegnare loro nuovi modi per vincere a scacchi. Che apertura utilizzeremo oggi, Andrea? Utilizzeremo per la prima difesa 300 del 2022, almeno per me, forse anche per te, no? Anche per me, devo dire la verità. Allora bisogna aprire il 2022 con una bella 300. Adesso abbiamo il nero, Ottimo. ci hanno appena sfidato, hanno appena giocato D4 come rispondo a D4? Allora, puoi intanto aprire con magari E6, E D6. 6, va bene. C4. Ok, metti pure qualcos'altro. Aspetta, sai che non mi è arrivato il link della partita? Cioè, mi è arrivato, ma non si apre, non si apre nulla. Devi avere fatto il login su chess.com perché si può Ah, aprire. eccolo, Perché era la il volta problema scorsa ho dovuto giocare alla cieca era il io. problema dell'altra volta. Ok, lui ha fatto C4 comunque, di 4 e 6 Perfetto. C4. Cosa faccio io? Ok, D6, C6, sì, sì. E l'importante è che lui all'inizio non capisca che noi vogliamo fare la 300, questo è importante. Ma la teoria dice che bisogna iniziare con D6 o con C6. Cosa dice la La teoria? teoria è ancora in fase sperimentale. Ah, ok, va bene. Allora D6. Va bene, così lui dice, ah, sai, magari sta impostando, non so, un sistema ippopotamo, cose varie. Invece pian pianino noi ci Ha espandiamo. giocato cavallo C3. Stai già vedendo la partita o Sì, no? sì, lo sto vedendo, lo sto vedendo. È un piccolo test di geografia di dov'è il nostro avversario. Gusti, Macedone, Io non lo so. Macedone, vediamo. Bielorussia. Bielorussia. No. Bocciato. Io non lo sapevo. E adesso cosa facciamo? Adesso, sempre per non darne l'occhio, un donna C7 potrebbe. Ah, ma quindi la teoria dice che si può rompere le mosse di Sì, pedone, sì, si non può devo rompere, essere... l'importante Ah, è che ok. poi tutti i pezzi arrivino comunque, tutti i pedoni arrivino sulla sesta traversa. Ok. Poi B6, magari sempre per non dar nell'occhio. Ma tu pensi che non ha ancora capito che vogliamo fare? Infatti lui sta facendo la 600 perché sta spingendo tutto di due. Ah, e cosa facciamo adesso? A questo punto, secondo me, visto che lui sta giocando aggressivo, noi potremmo giocare appunto un B6, mettere l'alfiere in fianchetto, il cavallo D7 a rocco lungo e poi finire di spingere tutti gli Ah, altri. Come la vedi? e cosa faccio adesso? Alfiere B7? Ce le V7, va bene. Se lui dovesse spingere un pedone, noi cercheremo di incastrare chiaramente. Ma sì? Cavallo D7? Ok. Ma tu Forse pensi, sì, H6 prima o poi. H6? Puoi Sì. fare G5, F per H per, poi matti. Ma tu pensi che sia più pericoloso la 300 o il gambetto Stafford da giocare? Forse lo Stafforo perché adesso lo conoscono tutti. E cosa giochiamo adesso? Puoi fare a Rocco Lungo? Ma non è meglio aspettare a definire la Va posizione del bene, va re? bene. Allora magari un G6, no, G6 O A6 per... a 6. A Ma tanto 6. prima o poi... Ma se un solo pedone rimane in settima è ancora la 300 oppure no, non lo è? Diciamo che. Il pedone che mi fa più paura è Esatto, questo. esatto. G6? Che se ci fa F5 non riusciamo più a E farla. adesso ce lo fa. Ce lo fa. Buona che non ce l'ha fatta. Ma F5. Però non è più la 300. Lo so, lo so.
No, bisogna fare, cioè se no... Adesso la posizione ha acquisito Diciamo un che la senso. 300 ha la sua grande efficacia molto nelle blitz, adesso la stiamo sperimentando in questa... Cosa si mette in fianchetto di solito l'alfiere? O cavallo e 7 faccio magari. Sì, cavallo e 7 mi piace. Mi immagino, Andrea, mi immagino lui che vede che sta giocando contro un gran maestro. Ma cosa facciamo adesso? Ma se provassimo a fare C5, così iniziamo un pochettino a... Ti piace o non ti piace? O E5? Vuoi aprire tutto? E se sviluppiamo l'alfiere Ok, va bene, va bene. sviluppiamo. Quindi immagino lui che starà dicendo, cavoli, questo gran maestro sta creando qualcosa di incredibile. No, no, no. E cosa facciamo qua? Barocco lungo? O B5 per... Anche. E se cattura... Secondo me se fa D5 ci ma... Sì. Meno C5, male. adesso bisogna chiudere il gioco, no? Sì, bisogna chiudere D5. Buona. E se spinge chiudiamo, chiaramente. Questo alfiere è felicissimo, no? E per D o ci perdi? E per D, no? L'idea di prendere col cavallo proprio non l'hai presa in considerazione. Volevo andare in F5 con il cavallo. Ottimo, perfetto. Ok, allora sì, va benissimo. Sì. Magari poi facciamo F5, cavallo. Sì, forse la differenza è che... Sì, interessante forse la posizione. Ti sta iniziando a piacere la 300? No, sta iniziando a sembrarmi meno peggio. Ok, ma per esempio adesso che la posizione un po' si è chiusa sull'ala di donna, ti piacerebbe arroccare lungo oppure il re lo terresti ancora? È sempre in tempo ad aprirla con A4. Ok. Bisognerebbe riciclare l'alfiere, no? Sì. Perché se facciamo F5 c'entra col cavallo in E5 ed è un problema. Esatto. Re F7. Non lo so. Forse Marocco lungo non mi dispiace, però forse bisogna aspettare un attimo. Sì, perché dici vuoi riprendere quell'alfiere in B7? Io vorrei fare alfiere C8 per... Bella. No, non so per... Ok, sì, abbiamo 4 minuti senza incremento, direi che alfiere C8 inizia a essere interessante. Non lo so. E che ci fa F5, forse dobbiamo fare F5 noi. Perché se ci fa F5 lui, dice che ci blocca completamente la posizione. Vabbè, tanto. Meglio una morte rapida che una lenta agonia. Ok. Adesso cavallo F8. Adesso Wow. a questo punto l'alfiere Grande. in F5. Grande. Adesso facciamo alfiere F5, no? Alfiere F5 e poi catturi con Col cavallo. ok, non ci sono scacchi di scoperta, robe Ah, varie. scacchi di però cosa facciamo? Bisogna... Sì, no, tanto non ha nulla. Non ha nulla adesso. No, non lo so se non ha nulla, però vediamo. Ok, take. Adesso lo chiamo lungo, no? Ottimo. Ottimo. Ottimo, roccata lunga ci O sta. re di 8, re... E re di 8.
Re di 8, perché pensi che quella torre lì potrebbe risultare Dipende utile? là. No, ma giochiamo lungo, dai. Tanto se... Adesso se spinge il pedone F possiamo andare a dare... Ma... Uh, Quanto, no? Perpetuo, non so. è vero. Eh sì, e quindi potremmo forse anche istigarlo. Eccolo lì, l'ha No, vista, già previsto la minaccia. l'ha vista, l'ha vista. Ma se facessimo H5, Eh sì, stavo vedendo H5. qualcosa bisogna fare. Sì. Però non è più così sgradevole, no? No, no, devo dire che... Forse possiamo arrivare alla 40ª adesso. Sì, forse abbiamo solo il tempo che non è chiaramente dalla nostra. Vabbè, il tempo ci siamo abituati, la posizione. Ok, aperto la colonna, la torre. Mm. Forse bisogna prendere in G4 e fare donna di 7, non c'è scelta. Ok. No, Ok. cosa ne pensi tu? Sì, sì, in realtà non ho idee. Se fosse per me farei passo, ma non esiste a scacchi, quindi... Sì, perché stavo No, c'è pensando alla ragione. manovra cavallo G8, cavallo H6, ma... Dopo. Ok, ok, Prima questa, poi donna di 7. perfetto. Poi su Re G3 magari cavallo G8, cavallo H6. Ok. Sì, penso Però anche non... farà Regi 3, penso. Se 1 Re minuto e G3... 32. vabbè, ma... A questo ci siamo abituati, no? Questa E qui posizione dovrebbe così. fare G5, no? Però dopo torniamo in E7, andiamo in F5 e qua un po'... Giusto, giusto. Giusto. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Ecco, da questa partita qui si evince come la tua attenzione nel non creare controgioco all'avversario. Vabbè. C'era come l'istinto di sopravvivenza. Esatto. Ma non è male, il fatto che lui abbia tutti i pedoni sul nero, quell'alfiere che non lo può muovere, cioè, non è malaccio. Io No, ma... purtroppo da osservatore riesco a vedere... e questo alfiere? Però almeno se perdiamo di tempo potrebbe essere una bella scusa, no? Abbiamo perso di tempo, di posizione, avremmo vinto. Però, ok, adesso bisogna spalancare il gioco. Facciamo, allora spalanchiamo il gioco, non c'è tempo, no time, no time, Non si no può time. fare sempre... Fiera Cassei, Alfiera Cassei, Fiera Cassei. Mira che sei. Non lo so, qua bisogna provare a fare cose strane. No Perché ti time, piace no tenere il time. cavallo più che l'alfiere. Perché Giusto, c'ha giusto. preso? Che adesso c'è pressione su G4, magari poi Molta sacrifico in pressione. G4, no? Molta pressione. Ma non è che magari adesso improvvisamente la nostra posizione diventa giocabile. Mamma mia, che mostro. Adesso ci sono anche... Solo un attimo. No, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Ah, stai vedendo il sacrificio su G4? Torre G8, bisogna Ok, creare pressione. sì, sì. Tutti i pezzi attacchi alla GX. Vai tu chiaramente, Andrea, senza...
50 secondi. Sta responsabilità vabbè, vediamo. E forse anche lo scacco in C7 non era male. Però si sposta. Ok, andiamo. Facciamo qualcosa di quel tutto e per tutto. Vai. F5. F7, F6. 28 secondi, Andrea, senza incremento. Senza incremento, sì, hai ragione. Cazzarola. Ma è interessante adesso, no? Peccato che non ci sia tempo per raccontarlo. Ok. Questo è fonte di aspettative. No time. No. Adesso... Cazzarola. Arriva il matto. Deve togliere il cavallo. Ma questa la perderemo. Sì. Perderemo di tempo, di posizione. No, adesso cosa deve fare? Deve togliere il cavallo. Dove lo mette? In G2? No, non lo so. C'è troppo poco tempo. Era la scusa perfetta il tempo. Per questo stiamo E adesso arriva torre H8, mamma mia. Ah, perderemo. Come facciamo a salvarci? H8, torre per, cavallo per, torre per, F per. No time. 2 secondi. Mamma mia, la 300, il potere della 300. Tanto tu, Andrea, hai già visto cosa succede fra 20 mosse. Non ho visto nulla. Ho visto cosa succede tra 20 secondi. Tra 20 secondi. Tra 20 mosse. Tra 20 secondi. Vediamo. Go. Donna G4. Donna G4. Donna G4. Donna G4. Donna G4. Sai che faccio fatica a capirla? Anch'io. Vediamo. No, è che devo difendere, poi fare torre H8. Ho messo la pre-move donna per G3. 2 minuti e 40. Fa. Torre qui. Forse ora farà la deviazione torre 8. Ah, parola. È stato bello, mi dispiace. vediamo come va a finire. Forse abbiamo qualche minima possibilità di sopravvivenza. Ora farà torre 8, devo preparare torre per 8. Penso. Sì. Torre per 15 secondi, ma abbiamo qualche minaccetta. Torre H8, scacco. Porco cane. 10 secondi rimasti. E devi mettere davanti tutto adesso. È brutto morire così, perdere di tempo. La difesa 300. Dai, forse riusciamo a rubarla, però. Mamma mia. Sta giocando bene, ma noi giochiamo questa mossa, non prendiamo i cavalli, andiamo matto. Ecco, la lucidità con 6 secondi di trovare questa mossa io non l'avrei avuta. Io avrei fatto torre per H5. Vabbè, il peggio ormai era... torre per H5. Facciamo una piccola analisi. Dai. Decisione della partita. 3 errori, un errore grave, 0
0 vittorie mancate. Vediamo, allora, revisione partita. Tu puoi... No, ti seguo manualmente. Segui manualmente. Allora, ho giocato D4. Ah no, lui... Ok, D4. Mm. Allora, dice E6. È una mossa da libro. Dice che per ora è una Horwitz Defense. Ok. Vediamo. 6 buona, E4 ottima. Donna C7 è buona, sviluppa F4, una delle mosse migliori. B6 non è la mossa migliore, ma non è nemmeno sbagliata. Più 1,61. All'F3 questa mossa sviluppa correttamente un pezzo. Alfiere B7, bene, così sviluppi l'alfiere che va a occupare la grande diagonale, anche se il pedone ci sta in mezzo. Alfiere 2, questa mossa sviluppa correttamente un pezzo. Sviluppare i tuoi pezzi è una buona idea. Arrocco. H6 non è la mossa migliore, ma non è nemmeno sbagliata, però il software di chess.com dice che la 300 non è la migliore, ma non è nemmeno sbagliata. Non può confutarla, non può. Più 2,37. Alfiere 3, sta mossa sviluppa A6. Questa è una bella mossa, A6 è ottima, forse la posizione è così cattiva che qualunque mossa. Zona di un'imprecisione, G6, vabbè, vediamo. F6, 2 punti interrogativi, ci dà F6, che l'avversario era già in vantaggio, ma ora la sua posizione è vinta. Sviluppare i tuoi pezzi è una nuova idea, ok, andiamo avanti. B5, questa mossa potrebbe causare problemi. C5, D5, questa è una bella mossa. Per D e per D imprecisione. Alfiere C8, un errore. Donna C2 è un grave errore, 2 punti interrogativi. Tutto, loro volevano che giocassimo F5 per bloccare. Vabbè, questa mossa è buona. Alfiere F5 è ottima, grazie. G4 un errore, va bene, arrocchiamo. Ora più 1,70, io ho dato H5, attacco, alfiere di 2, resa presa, donna D7, re G3, così si difende il pezzo attaccato con il re attivo. Cavallo G8, un errore da 2 punti di Roma. Cosa bisognava fare? Sempre F5 dice. F5, vabbè. Però bisogna fare dei trucchi, no? Perché comunque sta meglio lui, cioè bisogna... Certo. Se aveva fatto F5 una vittoria mancata, ecco, qual era la vittoria? Qual era la vittoria dopo cavallo G8? Lui ha una vittoria mancata? A4 forse? A4, ma che cosa fa A4? Non so, vabbè, lo saprà il motore, no? Però, cioè, certo la posizione non è... Ok, F5, alfiere H6, qua prendere non deve essere buona, e adesso sta meglio il nero, qua adesso non c'è tempo, torre G8 un grave errore, e torre G8 bisognava farne una, non so cosa bisogna fare. Donna E3, 2 punti di domanda, G per F5 un errore grave, tutto un bluff, torre per G4 è la migliore, re H3 un errore gravissimo. F4 che minaccia matto in realtà, minaccia matto di scoperta. Torre G3 non è la mossa migliore. Cavallo F3 grandissimo errore, e ora la partita era quasi pari, muore il bianco, una posizione persa. Cavallo G6 dice che è buona, punto esclamativo, ci dice punto esclamativo. Cavallo E2, mossa ottima. Donna G4, 2 punti interrogativi. Ok, torre H8 forse torre H8, non lo so. Non so cosa bisogna fare. Cosa bisogna fare su cavallo E2 secondo te? Sì, io avrei fatto subito torre H8, ma semplicemente perché non... Cosa bisogna fare su cavallo E2 a parte gli scherzi? Dice donna G4 errore. Dice torre G4, ma... Torre G4, qualcuno che capisce torre G4? Vabbè, non lo so, donna G4, cavallo per F4, che questa è una posizione irrazionale. No, il bello della difesa 300 è che la partita è irrazionale fin dall'inizio. È vero, è vero, è vero. Adesso torre H8, che non è ancora la migliore, però... sì, potevamo prendere il cavallo, però se prendevamo il cavallo poi forse non c'è tempo di vincere, anche se l'attacco è potente, torre H3, torre G2. Ok, deviazione presa per questa, e ora se catturiamo il cavallo non c'è più matto, ma donna H3 da matto, ok? Certo. No, ok, ci siamo salvati, però è stato divertente, però solo per un po', per far riposare un po' il cuore, per non avere un attacco cardiaco la prossima volta giochiamo aperture normali. Perché... No, è bella, come vedi si esce fuori dalla teoria degli schemi, e quindi però soffro troppo. No, molto bella, molto bella, molto bella.
Vediamo, volta prossima giochiamo un'apertura più tradizionale però. Va benone, va benone. Grazie a tutti ragazzi per averci seguito, alla prossima! Alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!